Walter Bertin, terza generazione di una famiglia di farmacisti, e lei avrebbe potuto, come dire, continuare, no, sulla strada dei suoi predecessori, facendo la classica carriera del farmacista, al bancone, bellissimo mestiere, però lei invece si è messo in laboratorio e ha deciso di aprire una nuova strada. Ecco, come dicono gli inglesi, no, una bella espressione, pensare out of the box, fuori dalla scatola. Allora cosa la spinse a farlo? Diciamo che la farmacia è sempre stata un po' il mio obiettivo. No, da piccolo volevo fare il pompiere, se dico la verità, però effettivamente poi quando sono cresciuto un pochino l'idea della farmacia mi piaceva perché comunque eh, purtroppo non ho conosciuto mio nonno, ma sapevo tutta la storia di quello che lui faceva in farmacia. Mio padre invece l'ho vissuto bene e vedevo che lui in realtà passava la maggior parte della giornata a fare delle preparazioni, perché all'epoca si usava così, su prescrizione o su suggerimento. E poi dava questi prodotti alle persone e le persone erano contente perché comunque gli dedicavi un momento di attenzione e poi gli davi qualcosa fatto con le tue mani. Credo che sia una cosa, insomma, cioè, l'atto credo sia la cosa più bella che uno possa fare. E quindi sono, diciamo, cresciuto con l'idea di fare il farmacista e quindi di fare esattamente queste cose. E quando sono entrato in farmacia mi sono trovato un po' in difficoltà perché non c'erano più le preparazioni, insomma era l'82, insomma ormai c'erano le scatolette, i farmaci sicuramente fantastici, però non c'era più questa artigianalità. E lì ho cominciato, insomma, un po' la mia passione per la medicina naturale, per le piante, anche un po' per la raccolta, per la coltivazione, ho cominciato a usare dei prodotti naturali e facevo esattamente la stessa cosa, li preparavo e li davo ai miei clienti e ricevevo ovviamente da loro la soddisfazione del risultato. Questo combinato ovviamente ha fatto sì che la passione insomma, è cresciuta, l'entusiasmo è cresciuto e pian pianino ho sviluppato questa attività che mi piaceva fino a un certo punto in cui insomma, era giusto creare comunque una struttura che potesse realizzare questi prodotti ed è nata così, quindi non è stata premeditata, il mondo è cambiato un po', all'epoca poi tra l'altro non si parlava di questo tipo di rimedi, anzi c'era un mondo contrario se voglio dire la verità, ma insomma, forse anche questo ci ha aiutati insomma, a insistere e a portare avanti il tutto, perché oggi ovviamente la struttura è un po' diversa, il camice lo uso molto meno, però mi piace metterlo, lo uso poco, però quando lo uso mi sento insomma a casa mia. Nel settore farmaceutico e in particolare qui all'Abomar la ricerca e lo sviluppo appunto sono una componente fondamentale. In questo momento la ricerca su che fronti si sta concentrando Sì. e anche verso quali prodotti diciamo si va, in che direzione si sta andando? Allora, la ricerca è da sempre stata il focus della mia attività, sì, fin da quando ero in farmacia, perché comunque, devo dire anche la verità, e con un po' di rammarico, ho fatto un po' di pulizia nei miei uffici, magazzini, insomma, della farmacia, ho trovato tutta la mia storia di ricerca e devo dire che oggi non si usa più e un po' mi dispiace, però il ricercare qualcosa, avere sempre qualcosa che funzioni meglio, capire se c'è scientificità, perché purtroppo in questi anni è passato un po' di tutto in questo mondo, devo dire che insomma mi ha dato grande soddisfazione. Ed oggi il mercato è molto attento a quello che è l'evoluzione purtroppo, quindi l'evoluzione nostra qual è? Pochi bambini, tanti anziani, quindi ovviamente la massima attenzione a quello che è l'anziano e quello che può succedere quindi dal declino cognitivo, che è la cosa magari che mi viene da dire più facilmente, anche se non in forma patologica ovviamente, a quello che può essere la mobilità, al fatto che quando uno diventa un po' meno giovane ha voglia di fare sport ugualmente, quindi gli dai una mano, l'energia, lo stress legato comunque all'attività che viene svolta e quindi questo è sicuramente un core e questo è legato comunque a dei fattori che si sono sviluppati purtroppo dopo il Covid, che sono fattori che sono più legati ai disturbi digestivi, piuttosto che all'ansia, piuttosto che alla tensione. Il tutto tradotto in prodotti che oggi sono o dispositivi medici, su cui siamo forti perché abbiamo sicuramente un settore veramente fortissimo, quindi sono dei prodotti che sono un po' tra il farmaco e l'integratore, quindi hanno degli studi clinici, sono perfettamente dimostrati la loro efficacia, o il mondo dei probiotici che è diventato un mondo per noi importantissimo, dove non è più l'antibiotico che prendo l'antibiotico e prendo il probiotico, ma è diventato prendo il probiotico per una serie di fattori per farmi star bene, quindi il benessere mentale, fisico, il benessere della donna, insomma il benessere della pelle
e quindi sono due ambiti che sono veramente forti. E lei prima ha toccato un punto, la scientificità. Ecco, calando questo concetto agli integratori, se andiamo in qualunque farmacia, vediamo gli scaffali che sono pieni di questi prodotti. C'è chi dice che siano essenziali per la nostra salute, altri dicono ma sono delle grandi trovate di marketing. Di mezzo ci siamo noi consumatori, come facciamo ad orientarci? Ma è giusto questo, però diciamo che io ho sempre sentito parlare in termini di l'integratore sì, l'integratore no, cioè sono 30 anni che succede questo. Allora, se il mercato comunque è cresciuto, vuol dire che le persone si sono anche trovate bene, ma il fatto è che non sono più le persone che utilizzano, è chi anche prescrive, cioè la scientificità del prodotto è cresciuta al punto tale per cui oggi il prodotto viene venduto nelle farmacie e posso garantire che quando ho iniziato in farmacia eravamo 3 farmacie forse in provincia di Treviso, ma ce ne saranno state 300 in tutta Italia che seguivano un po' l'utilizzo della medicina naturale. E poi c'è stata una forte evoluzione perché comunque la scientificità è stata dimostrata e quindi per il primo farmacista ha appoggiato questa cosa e dopodiché è entrato il medico. Cioè noi abbiamo i medici che sono dei fortissimi prescrittori. Cioè, ci sono dei prodotti che noi non sappiamo neanche essere integratori perché vengono prescritti esattamente come se fosse un farmaco. Allora, premesso che tutti i prodotti che vengono utilizzati devono avere la logica dell'integratore, cioè integrano in momenti particolari in cui il nostro organismo ha bisogno e quindi non devono essere di sostituirmi i farmaci in alcuni ambiti, però dico la verità, uno sciroppo per la tosse oggi posso tranquillamente selezionare un dispositivo medico o uno sciroppo naturale perché funziona benissimo. E quando tu prendi una famiglia e dici vuoi uno sciroppo naturale o lo vuoi chimico, ti dirà sempre voglio un prodotto naturale perché comunque i benefici dei suoi componenti si leggono immediatamente, ma lo stesso vale per tanti altri disturbi. Ma come dicevo prima, il probiotico è un elemento fondamentale che tutti utilizzano. È un mercato che in Italia è il 20% del mercato globale, lo è anche nella nostra dimensione, ma c'è un motivo, funziona. Cioè il suo utilizzo dà veramente dei benefici incredibili. Quindi il mondo è cambiato, se pensate che l'Italia è anche in Europa la nazione che utilizza, superiamo i 5 miliardi di fatturato e supera di gran lunga Germania, Francia, Spagna che stanno tutte crescendo ma noi siamo stati più bravi perché abbiamo probabilmente curato anche la parte scientifica in maniera più completa, per cui abbiamo convinto medici, abbiamo convinto specialisti, cioè l'ortopedico, il ginecologo, il gastroenterologo sono specialisti che danno volentieri questo prodotto perché sanno che non crea problemi e dà dei buoni benefici. Chiaro che questo è servito per poter portare avanti tutto questo. Non dimentichiamo la qualità. I nostri stabilimenti sono stabilimenti farmaceutici alla fine, quindi come qualità, come attenzione, come tutto. E quando un prodotto ha la qualità, quindi controlli bene la filiera, sai dove compri gli attivi, sai come li lavori, e il prodotto finale sai che è standardizzato, quindi può generare sempre lo stesso effetto, allora lì sicuramente è vincente l'utilizzo dell'integratore. Allora premetto, siamo partiti dal retro di una farmacia, quindi non è che tu puoi pretendere di fare chissà che passaggi, chissà che evoluzioni. Le abbiamo fatte comunque, però quando arrivi ad una certa dimensione devi capire qual è il sistema anche finanziario per poter diciamo, spingere certe attività di crescita. Nel 2012 avevamo già un fondo, quindi noi stiamo ripetendo un'operazione fatta all'epoca che era il Fondo Italiano di Investimento e ci è servito per fare il primo step, creare le prime parti tecnologiche. Poi nel 2020 siamo entrati in borsa, altro sistema che doveva comunque portare valore e anche capitali in azienda. Questo è successo e abbiamo cominciato a fare un'attività che era quella dell'M&A che noi non avevamo mai fatto prima, perché ovviamente in questo caso bisogna capitali per fare delle acquisizioni. E abbiamo fatto delle acquisizioni secondo me super interessanti, completata quella canadese, ne abbiamo preso una ad Orvieto ed una in Toscana che tra l'altro produce materie prime, quindi abbiamo completato un po' la filiera. Ed è chiaro che la borsa sappiamo che sia un po' depressa se vogliamo col discorso del Covid, poi potrebbe anche ripartire, ma in questo momento noi abbiamo bisogno di essere un po' veloci nelle reattività, nelle reazioni della nostra azienda e oggi il principio di aggregazione è importante anche per dare la sicurezza alle persone che ci lavorano perché francamente tutti i giorni pensiamo che comunque abbiamo 450 persone che stanno lavorando per noi e dobbiamo dare sicurezza. Quindi il passaggio è stato obbligato e abbiamo fatto una selezione di un fondo per aiutarci anche il delisting, che devo dire è stato faticoso tanto quanto il listarsi, quindi è stata veramente una doppia fatica, però meritava.
E Charter House l'abbiamo scelta perché comunque è un fondo internazionale e quindi sposa esattamente la nostra filosofia di internazionalizzazione che abbiamo adesso. Beh, diciamo che la relazione la fai anche tra le persone e devo dire che sono tutti ragazzi giovani ma di classe A, quindi molto attenti, molto, io dico sempre affamati di fare le cose che, insomma, per le quali loro si sentono, e sono di grandissimo aiuto, si sono proprio seduti al mio fianco e stanno facendo operazioni assieme in continuazione, quindi con grande soddisfazione. Quindi bene, diciamo che i processi sono quelli appunto che devono essere fatti, cioè processi di acquisizione e di crescita. Continueremo a fare ovviamente attività di crescita per linee interne, quindi lo stabilimento, un'area produttiva maggiore, ripeto, in base a tutti gli stabilimenti che abbiamo, sono diversi, in Italia anche, e ricordo ancora quello che abbiamo in Canada, ma stiamo rivisitando un po' tutto per avere più capacità produttive. E poi le parti di M&A che sono quelle che ti fanno crescere un po' più velocemente. Dietro alla crescita di un'azienda ci sono sempre le persone. Lei che profili cerca e soprattutto che qualità umane cerca nelle persone che entrano nel suo team? Diciamo che questa è una domanda centrata perché su questo argomento sono stati fatti degli sforzi piuttosto importanti, legati un po' a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Diciamo che come pensiero mio, come nominavo prima i miei collaboratori, li nomino anche adesso, cioè io ho sempre piacere che i collaboratori si trovino in una condizione ottimale. Non so se in questo momento lo siano, però in buona parte non si trovano male. Possiamo fare meglio. La cosa peggiore però è avere dei responsabili che non abbiano la stessa mentalità. E purtroppo ci sono, e sono bravissime persone, però magari non sono empatiche, non sorridono, cioè seguono un po' delle regole troppo rigide, è correttissimo perché comunque noi parliamo di qualità, di prodotti che possono dare un supporto, eccetera, però quando ti relazioni con le persone siamo tutti uguali. Quindi la logica è stata quella di, nel momento in cui ho cominciato a cambiare anche tutto il management, e che in 2 anni l'abbiamo cambiato veramente in maniera importante, e siamo partiti proprio dalla ricerca delle risorse umane, che non l'ho presa per prima, quindi mi sono messo io a fare questo, e i primi colloqui io li facevo cercando nelle persone un po', come posso dire, il loro spirito, il loro stato d'animo, la loro situazione, cioè capire se si godevano la vita, se erano sorridenti sul serio, se lo facevano per finta, perché se uno ti stampa il sorriso, dice vabbè, questo sorride va bene, poi in realtà non è un suo sorriso. E secondo me, senza andare a turbare privacy di persone, eccetera, con qualche domanda, insomma, si capisce se una persona ha questa caratteristica. Quindi io penso che quasi quasi sarebbe interessante fare il primo colloquio in osteria, nel senso che vado lì, in clima sereno, ci si parla, non di lavoro. Il secondo colloquio è quello che invece hai già fatto la selezione, sorriso o non sorriso, e in quel momento ti selezioni dei sorridenti, ti selezioni i migliori. Però di fatto quello che è importante è lo stato d'animo e il fatto che queste persone hanno una grossa responsabilità all'interno di una struttura produttiva, insomma, come la nostra, o di ricerca e sviluppo, e loro devono pensare che tutte le persone che stanno a fianco a loro devono star bene. Allora, mi hanno insegnato che bisogna essere dei sani egoisti, cioè per poter far stare bene alle persone devi star bene tu, prima di tutto. Quindi non ci sono regole strane, non è che alla mattina mi lavo, faccio una doccia fredda, piuttosto che faccio, non so, cioè, piuttosto che urlo o canto. In realtà, devo dire la verità, che io la mattina sono uno che parla, e quando per esempio ho mia moglie che è una che sta zitta, quindi diciamo forse questo è anche un buon equilibrio centrato, perché io racconto le mie cose, lei mi ascolta, è contenta, fa così con la testa, ma in realtà la partenza del mattino è fondamentale, cioè tu parti al mattino, devi avere l'energia giusta, devi riuscire a riposare giusto, non devi cercare di dormire, non è obbligatorio dormire tanto, dormi giusto, quindi secondo me è molto importante darsi un ritmo della mattina, perché se tu pensi che la giornata, se tu dormi troppo, perdi tempo della giornata, allora a questo punto cerchi di dormire il giusto, non vai mai oltre. Questo secondo me è l'unica regola aurea che ho, però per il resto è la serenità con cui approcci le persone con cui stai, gli amici, insomma le condizioni così di socialità, ed è sufficiente perché quello ti dà grande soddisfazione. Se tu fai un lavoro che ti piace, ti trovi con delle persone, fai una chiacchierata e ti accorgi che questo ti arricchisce perché comunque hai imparato qualcosa, perché comunque qualcun altro ti sta ascoltando. Questo è sufficiente, uno si alza la mattina, è contento e poi va avanti tutta la giornata. Io poi tra l'altro ho la fortuna di poter fare dei passaggi in produzione che secondo me
è l'ambito dove io sento di più le persone, chiaramente, perché le vedo, posso avvicinarmi, possiamo fare una chiacchiera, vedere queste persone che sorridono, tu torni su che sei veramente carico come una molla e puoi affrontare qualsiasi tipo di riunione, anche quelle più faticose e fastidiose. Grazie molte Walter Bertin per averci accolti qui oggi in Labo Mare. A presto. No, grazie a voi.